Tutti siamo in grado di dire vogliamo la pace e mi auguro che tutti la vogliano, dall'altro lato però bisogna confrontarsi con la realtà e se c'è un paese terrorista che sta costruendo armi atomiche e fra poco tempo avrebbe avuto a disposizione tramite l'arricchimento dell'uranio armi atomiche, beh, questa situazione bisogna tenerla in considerazione. Sono queste le parole del presidente della regione, Massimiliano Fedriga, nelle scorse ore, presente nel Pordenonese per diverse visite istituzionali. Il presidente si è espresso ai nostri microfoni sul tema della guerra in Medio Oriente, in merito a quanto accaduto questa notte in Iraq, dove è stata colpita la base italiana di Erbil, evento che ha alzato parecchio la tensione geopolitica. Una situazione da monitorare con la massima attenzione, come sottolineato dallo stesso Fedriga, che ha comunque rassicurato sulla tenuta del sistema sicurezza in Friuli Venezia Giulia. In particolare nel Pordenonese il presidente ha definito la base di Aviano un presidio sicuro, costantemente monitorato e sotto stretto controllo. L'area di Aviano è una delle aree intanto di massima sicurezza, fortunatamente distante da dove oggi si sta svolgendo il conflitto, quindi le misure di sicurezza sono altissime e quindi mi sentirei assolutamente di rassicurare per quanto riguarda i cittadini di Aviano e del Friuli Venezia Giulia. Dall'altro è chiaro che le tensioni sviluppatesi a seguito della guerra in Iran ci preoccupano. Però secondo me bisogna fare anche una valutazione consapevole e se l'alternativa era trovarsi in questa medesima situazione, magari però su istanza dell'Iran stessa, quando l'Iran aveva a disposizione armi atomiche, ecco, forse bisogna quindi ragionare sempre con la consapevolezza che dobbiamo garantire la stabilità a livello globale e per garantirla bisogna anche fare dei ragionamenti di buon senso e non soltanto la propaganda. Ma la preoccupazione per ciò che accade in Medio Oriente non riguarda solo la sicurezza dei confini. A margine della visita a Casarsa, infatti, il presidente Fedriga ha affrontato anche il tema del rincaro carburanti, un fenomeno che pesa sui bilanci di famiglie e imprese. Col governo abbiamo già avuto un'interlocuzione per quanto riguarda i controlli che a livello nazionale si possono fare proprio per quanto riguarda i carburanti. Dall'altro il governo sta ipotizzando una misura, aspettiamo se la farà e quanto sarà di intensità questa misura. La cosa che mi preoccupa personalmente non è soltanto la questione carburanti, ma l'aumento dell'energia e del petrolio stesso rischia di riversarsi su tutte le filiere produttive e quindi avere un rincaro importante in tutti i settori. Su questo dobbiamo monitorare perché anche in questo caso le speculazioni possono essere uno dei principali nemici.